TG Plus News edizione di Venezia, buongiorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha firmato un'ordinanza per la tutela del decoro urbano, della sicurezza e della vivibilità del territorio in occasione della notte di Natale. Tra le ore 22 del 24 dicembre e le ore 6 del 25 dicembre è vietato ai pubblici esercizi organizzare eventi e intrattenimenti musicali, compresi i DJ set, e utilizzare impianti di diffusione sonora anche all'interno dei locali. Le limitazioni si applicano ai locali situati entro 500 metri dalle chiese e dagli edifici di culto, e sempre entro lo stesso raggio nelle aree UNESCO della città antica e delle isole, nonché in numerose piazze e zone di Mestre, Marghera, Chirignago e Favaro Veneto. Nella stessa fascia oraria è vietata la predisposizione di attrezzature per la spillatura delle bevande sui plateatici in concessione, la somministrazione ambulante o itinerante di alimenti e bevande e l'accensione di artifici pirotecnici esplodenti entro 500 metri dai luoghi di culto. Le attività commerciali, alimentari e artigianali del settore alimentare dovranno inoltre chiudere alle ore 22 del 24 dicembre e riaprire non prima delle ore 6 del 25 dicembre. Un'ulteriore ordinanza firmata dal primo cittadino disciplina invece le misure di sicurezza per i festeggiamenti di fine anno. Dalle ore 19 del 31 dicembre 2025 alle ore 6 del 1 gennaio 2026 è vietata la vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro, lattine o bottiglie di plastica tappate, così come la somministrazione nei plateatici esterni in contenitori di vetro. È inoltre vietato il consumo di bevande in contenitori di vetro sulla pubblica via e nelle aree interessate dagli spettacoli l'utilizzo e il possesso di spray irritanti e di oggetti atti ad offendere. Cambiamo argomento. I 68 allievi del primo corso CRIOS hanno prestato giuramento nell'aula magna della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia. Alla cerimonia di questa mattina, in rappresentanza del Comune di Venezia, ha preso parte l'assessore Elisabetta Pesce, che a margine dell'evento si è detta onorata dell'invito. Un momento come questo rappresenta non solo l'inizio di un percorso di formazione militare, ma anche l'assunzione di valori fondamentali quali disciplina, responsabilità e dedizione al servizio della comunità. Auguro a tutti gli allievi un cammino di crescita personale e professionale ricco di soddisfazioni e di successi, le parole dell'assessore. Del primo corso CRIOS fanno parte 31 studentesse e 37 studenti. 18 frequentano il liceo classico e 50 il liceo scientifico. La cerimonia di oggi ha voluto anche celebrare la giornata in onore delle medaglie d'oro al valor militare. Voltiamo pagina. Chioggia, modifica della modalità di richiesta di contrassegni per la libera circolazione e sosta per persone con capacità di deambulazione ridotta e o non vedenti e per persone temporaneamente invalide, ad esempio in seguito a un incidente o infortunio. Da ora non è più in carico ai servizi sociali, Palazzo Morosini, settore servizi alla persona, ma alla polizia locale, settore sicurezza e legalità. I moduli per la domanda sono disponibili sul sito web del comune www.comune.chioggia.ve.it, presso il comando della polizia locale piano terra, presso la cittadella della giustizia alle stazione 5 piano terra. Il modulo e tutti i documenti si devono presentare esclusivamente all'ufficio protocollo del comune, Palazzo Municipale, Corso del Popolo, piano terra, tramite consegna cartacea per il nuovo rilascio tramite email PEC per i rinnovi. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.